Ancora un derby in questo finale di stagione dove c'è chi si gioca tutto e chi è finito da un pezzo, amici appassionati di calcio dilettantistico, questa è la sintesi del match del Giorgio Matranga tra il Castellammare e il Fulgatore, confronto valido per la 28ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. La squadra di Mione, già salva da diverso tempo, è impossibilitata a fare i playoff, approccia al match consapevole di poter fare di più rispetto alle ultime 3 sconfitte di fila, l'ultima contro l'Accademia Trapani in questo stadio nel quale arrivano oggi i ragazzi di Michele Marino impegnati nella difficile lotta per non retrocedere. Anch'essi, come il Castellammare, hanno rimediato 3 sconfitte di fila e si giocano tutto in questo rush finale trapanese. La prima occasione della partita nasce sugli sviluppi di un calcio di punizione conquistato intelligentemente da Onowa, il quale fa ammonire Cinà e permette a Pietro Lala di disegnare una bellissima traiettoria che non lascia scampo al portiere cacciatore e sblocca la pratica al Matranga, quindi 0-1 al minuto 8 sul cronometro e primo gol in campionato per il classe 1991. Il gol incassato scuote il Castellammare, il quale prova subito a reagire con questo bel pallone all'indirizzo di Leonardo Musso, il numero 11. Prima prova a metterla in mezzo, poi lotta e calcia direttamente in porta senza riuscire a inquadrare lo specchio. Scocca il quarto d'ora di gioco, la squadra di Mione insegue fortemente il pareggio. Cardinale serve Terranova, il 7 la gioca in verticale da Ba che arriva davanti a Grimaudo e calcia. Risposta tempestiva del numero 1 del Fulgatore, il quale non può fare nulla sulla ribattuta di Salvatore Messina, terzo gol in campionato per l'ex del match. Nonostante il pari, chi prova a rendersi pericoloso è ancora il club di casa, che si muove grazie al cervello in mezzo al campo che porta il nome di Cardinale. Ottimo il lancio del 10 per Ba, il quale calcia ancora una volta in porta, ma in questo caso da posizione troppo defilata per fare male. Chi invece si dimostra concreto ed estremamente cinico è il Fulgatore, il quale rimette la freccia al minuto 36 con il gol numero 5 in stagione di Alessio Genna, servito brillantemente dal classe 2003 del Mongo. Il primo tempo terminerà senza ulteriori reti e nonostante un certo equilibrio in campo, il Fulgatore rischierà di raddoppiare il vantaggio nel finale. Proprio Del Mongo andrà a colpire di testa un pallone salvato in extremis dal portiere del Castellammare Mirko Cacciatore. Il film della ripresa inizia con il marchio e la caparbietà di Danilo Terranova, il quale resiste a tutto e tutti e batte Vito Grimaudo pareggiando i conti al minuto 51, firma numero 3 in campionato per il classe 2001. Il secondo tempo sarà più attivo del primo, soprattutto nella fase iniziale, con potenziali occasioni ambedue le parti, ma senza il giusto cinismo il risultato rimane invariato. Pesante l'errore di Dario Taibi, il quale viene servito bene da Ba, ma calcia alto davanti all'estremo difensore rivale. Ci proverà anche Terranova dalla distanza, ma non riuscirà a far male al portiere classe 1990 tempestivo nel ribattere la conclusione dell'avversario. Anche il Fulgatore fallirà una ghiotta opportunità, ma la partita è stata bella e aperta anche per questo motivo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo i ragazzi di Marino prima colpiscono un palo e poi Onowa non riesce a ribadire in rete la respinta del legno. Il terzo e ultimo sorpasso del Fulgatore arriva da un fallo laterale a favore, battuto bene dagli ospiti e finalizzato al meglio dalla testa di Razak, che da subentrato fa 2-3 al 65esimo e anche per il classe 99 sono 4 in campionato. Vi avevamo parlato di un match bello, ma nell'ultima parte raggiunge un livello addirittura folle, con il Castellammare che non ci sta al vantaggio degli ospiti e con Messina lavora subito in verticale per Terranova, il quale pareggia per l'ennesima volta i conti, sigla la sua doppietta personale e cala il poker stagionale appena un minuto dopo la rete del Fulgatore. Le sorprese non sono comunque finite, c'è ancora spazio per l'ultimazione all'interno del film della gara. È il minuto 44, il Castellammare sembra volare sulle ali di un entusiasmo che da qualche settimana sembrava smarrito. Come possiamo vedere i ragazzi di Mione producono una bella azione corale che culmina nel passaggio in profondità per Ba, il quale riesce a giocare a rimorchio per Musso. Quest'ultimo calcio ne favorisce l'eroe di giornata Dario Taibi, che di prima batte Grimaudo e cala il 4-3 definitivo che porta 3 punti a Castellammare dopo 3 KO consecutivi e in guai un Fulgatore che adesso rischia di perdere contatto con la zona play-out. Domani saranno decisive in questo senso le gare di Mazzara e Aspra.